amici dell'Hockey su Pista, buona domenica sera da Nicola Maragnini in diretta qui dalla Panalido di Valdagno. Tra qualche istante i padroni di casa del Y Sport Valdagno incroceranno le stecche con l'Hockey Tiene in una gara valida per il quarto turno di questo campionato 25-26 di Serie 2. Allora iniziamo subito con i saluti di rito. Innanzitutto un ben ritrovato qui Luca Dalla Valle. Ciao Luca. Ciao Nicola, buona serata. Allora, ringraziamento anche a Roberto Bauce in regia, al giovane Leonardo Zordan qui al tabellone virtuale. Qui sembra tutto quanto pronto, ora a breve vedremo anche in somma impressione le formazioni di questo Tiene Y Sport Valdagno. Allora iniziamo per dovere di cronaca come prevede la liturgia con gli ospiti dell'Hockey Tiene che schierano con il numero 18 Nicola Comin, poi il 17 Alessandro Conzato, con il 4 Marco Ardit, con il numero 6 Pietro Luopi, con il 7 Mattia Baggio, con il 9 Alberto Rigo, con il 13 Andrea Poli, con il 16 Filippo Ballardin, il 66 Andrea Zanini, il 77 Elia Del Pra, allenati da coach Nicola Rettis. Rispondono i padroni di casa della Y Sport Valdagno che agli ordini di coach Dario Rigo schierano Giulio Checchetto con il numero 15, poi Alessio Busato con il 3, Marco Nizzaro con il 67, Giacomo Baucrisciotti con il 68, Mattia Cocco con il 7, Luca Di Qui Giovanni con il 10, Nicola Vallortigara con il 9, Pietro Crosara con il 93, Alessandro Refosco con il 24, Giovanni Cunegatti con il 25. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Davide Marcolin di Lusiana e il signor Cuciniello Agostino qui di Valdagno al tavolo dei refertisti. Allora caro Luca, abbiamo già espletato tutte le pratiche burocratiche, ora possiamo concentrarci anche su qualche tema di questa quarta giornata, in sostanza una sfida che vede come sono arrivate le squadre. Insomma Tiene una vittoria, un pareggio, una sconfitta, Valdagno 2 pareggi e una sconfitta, un campionato tutto da scrivere. Ti faccio già una domanda: secondo te sarà un campionato thrilling come quello dell'anno scorso in cui le squadre si salvarono all'ultima o penultima giornata, o i valori di questa a 2 sono già ben definiti? Diciamo che questo campionato è ancora tutto da definire, a mio parere, perché i punteggi non sono così con divari importanti. E niente, sì, il Tiene arriva con un buon risultato, un pareggio contro il Diadema Royal Bassano, squadra per il Tiene difficile da sempre, mentre il Valdagno ha soli 2 punti in classifica, arriva da una amara sconfitta col Correggio, quindi deve alzare la testa questa sera. Sì, in effetti vediamo anche i roster, i 5 di partenza, gli starting 5 delle 2 formazioni sono disponibili, quindi abbiamo per quanto riguarda il Y Sport Valdagno Giovanni Cunegatti, poi Alessio Busato, Mattia Cocco, Alessandro Refosco e Pietro Crosara per Valdagno. Però Marcolin fa già cenno che tutto quanto a posto, fischietto in bocca, giù il gettone. Allora, si parte qui con questa Y Sport Valdagno Hockey Tiene con Mattia Baggio, diciamo anche i 5 che coach Rettis ha deciso di far scendere in pista per quanto riguarda la formazione in giallo-blu, con la sua classica divisa giallo-blu, quindi sono Elia Del Pra in porta, poi Marco Ardit, Mattia Baggio, Pippo Ballardin e Andrea Zanini. Zanini, insomma, ci ricordiamo tutti il suo debutto l'anno scorso qui in Coppa Italia, proprio la prima giornata contro la Y Sport Valdagno, fu vittima di un pauroso infortunio con la pallina, insomma, che fece correre più di qualche brivido sulle schiene non solo dei tienesi ma proprio di tutti quanti gli appassionati, di tutti quelli che assistettero a quella partita sia in televisione che qui in diretta. Però attenzione, break di Valdagno con Pietro Crosara che passa all'indietro per Ale Refosco, il 24, ha avuto anche un'esperienza in quella del roller di Bassano dall'altra parte del Brenta. Allora in avanti sempre la Y Sport con Pietro Crosara, pressing abbastanza alto questo di Tiene, che cerca di mantenere a livello di guardia la formazione di casa. Luca, un Tiene che lo conosciamo molto bene, che dal punto di vista, attenzione qui, primo pericolo corso dalla formazione dell'Hockey Tiene, un Hockey Tiene che cerca sempre di pressare molto alto per tenere il pericolo più distante possibile dai propri pali, no? Sì, è un Tiene che diciamo che pressa molto e cerca di tenere per tutti i 45 secondi la pallina sì, diciamo che
lo sta già facendo, il possesso al momento è del Tiene. Sì, in effetti con Mattia Baggio sì che ora in qualche modo riesce ad arrivarci sulla pellina, però riprende Mattia Cocco che passa per Pietro Crosara. Questa potremmo definirla anche una sorta di farm team, la A2 di Valdagno, perché praticamente sono tutti quanti prodotti del vivaio, della cantera e sostanza della formazione laniera. Allora vediamo in avanti che sgasa Alessio Busato, controllato da Pippo Ballardin. Allora all'indietro Ale Fosco passa per Pietro Crosara, pallina sporcata da Marco Ardit, ci arriva proprio il tienese ex Monza e Sandrigo che ora sgasa in avanti. Bello il tracciante per Andrea Zanini che non ci arriva per un amen. Riparte di nuovo Valdagno con Crosara e Busato, però di nuovo Pippo Ballardin con il 16 libera il suo rovescio che però si infrange sulla stecca di Pietro Crosara, che fa proseguire l'azione per Ale Fosco. Ale Ardit e Andrea Zanini su di lui. Pietro Crosara ora una certa libertà, il 93 si immola Elia Del Pra, seconda azione chiarissima da gol questa per la Y Sport Valdagno. Insomma Tiene che è solito fare le partite, però molto spesso ha qualche blackout difensivo che rischia a volte di far correre più di un brivido sulla schiena di Nicola Rettis, Luca, vero? Sì, esatto. Ecco, ora fallo contro il Valdagno. Sì, abbiamo visto insomma il signor Marcolin di Lusiana che ha rotto, diciamo, l'equilibrio disciplinare con questo primo fallo di squadra. Allora Mattia Baggio si porta la pallina sul rovescio, però stecca alta, dice il fischietto di Lusiana. Sarà sempre possesso giallo-blu con la pallina che andrà rimessa in quel punto lì, dice il direttore di gara. Zanini e Ballardin da una parte, dall'altra Mattia Cocco e Pietrino Crosara. Chiama la distanza, allora Pippo Ballardin per Andrea Zanini, l'ex Montecchio Precalcino per l'ex Sandrigo Marco Ardit. Marco che in sostanza si è fatto tutto il settore giovanile nella formazione tienese, poi 4 anni fa esperienza alla Team Service Car Monza, ci è rimasto 2 anni, poi altri 2 anni a Sandrigo e da quest'anno è rientrato alla base. Non Tiene che, a detta di molti esperti, se la può giocare con Reggio per quanto riguarda la leadership. Abbiamo visto come la formazione emiliana abbia ingranato bene, a parte insomma quel blackout in casa con il Seregno. Invece Tiene, dopo una trionfale prima parte di stagione con la conquista della semifinale di Coppa Italia, qualche piccolo problemino in campionato ce l'ha avuto, vittoria schiacciante in casa con il Montebello. Poi attenzione, ora Elia Del Pra riceve la pallina dal tiro di Pietro Crosara. Sì, stavo dicendo con Tiene che ha vinto la prima di campionato con il Montebello, poi la sconfitta nel derby contro il Montecchio Precalcino e poi l'ennesimo pareggio, come dicevi bene Luca te prima, con il Roller Bassano, che è sostanzialmente un po' come la criptonite per Superman per quanto riguarda il Tiene, perché negli ultimi 5 anni solamente 2 volte Tiene è riuscita ad averla meglio della formazione che gioca all'area Caneva. E allora Pippo Ballardin, allora partita non memorabile a livello di ritmi finora, a parte quelle 2 folate offensive di Valdagno, no Luca? Sì, esatto, la partita al momento secondo il mio parere è ancora in fase di studio, ci stanno ancora studiando su come entrare, diciamo, come andare in porta, finalizzare. Tanto il Valdagno ha 2 falli, il Tiene a 0. Sì, questo sicuramente può essere un tema, no? Quando ti trovi delle partite abbastanza equilibrate, poi insomma per la verità sono passati solamente i primi 5 con Pippo Ballardin che alza e decolla la pallina sopra la traversa di Checchetto, anzi di Cunegatti che è in pista. Sì, infatti proprio il figlio d'arte tra i pali, insomma un certo colpo al cuore quando si legge Cunegatti qui a Valdagno che è in porta, sostanza nel pedigree, sì. Diciamo che il nome è pesante via Valdagno, sì. Vabbè, Ale Fosco con il 3 Alessio Busato per Cocco. Cocco Mattia, insomma non è per nulla parente dell'altro Mattia Cocco, Mattia che ha giocato più di qualche anno a Breganze in A1, insomma non sono neanche parenti. Vabbè, in avanti sempre Valdagno e poi duello fra 7
Mattia Baggio contro Mattia Cocco, tra l'altro condividono anche, oltre al numero di maglia, anche il nome di battesimo. È il primo fallo di squadra a carico di Thiene, quindi la pallina andrà rimessa lì in quel vertice, dice Davide Marcolin, con Zanini e Baggio a controllare i pensieri e le azioni di Mattia Cocco e di Alessio Busato. Di nuovo pallina in movimento con Mattia Cocco, mobilissimo il numero 7 Pietro Crosara. Sempre nel retroporta Valdagno. Re Fosco tenta il taglio, però è tutto chiuso lì, insomma. Luca traffico che neanche all'ora di punta in tangenziale lì in quell'area di rigore, tutto chiuso. Secondo te cosa deve inventarsi Valdagno? Perché è risaputo, insomma, la fase difensiva di Thiene non lascia molto spazio alle squadre avversarie di solito, no? Sì, esatto, e Valdagno deve cercare di capire, come dicevo prima, come andare a finalizzare o avvicinarsi alla porta, al tiro, e secondo me lo deve ancora capire, sta ancora studiando il Valdagno. Allora, Crosara per Busato, allora Ale Re Fosco un po' a memoria, cerca un tiro, però Ardit accompagnato all'uscita, riparte e sgasa in avanti Pippo Ballardini, un'autostrada per lui. Mattia Baggio, vediamo cosa si inventa. Il 7 ex Bassano 54 cade anche a terra, si fa male, fischia qualcosina Davide Marcolin, dice a tutti quanti fermi un attimo che provo a capircene di più, perché i sanitari, la Croce Rossa di Valdagno sono già pronti in allerta per entrare in pista, però chiaramente se entrano il giocatore deve uscire. Per ora va tutto bene così. Abbiamo nel frattempo anche rivisto il replay di questa azione grazie al contributo video di Robby Bauce. Tutto buono, allora pallina valdagnese con Ale Re Fosco, Pietro Crosara lì per Mattia Cocco, più indietro Nicola Vallortigara che è entrato in pista. Fallo di squadra, attenzione, questo è il fallo di squadra numero 3 e da questo punto di vista, Luca, secondo te la partita, per ora la partita disciplinare è molto più interessante di quella, diciamo, che si sta giocando sul parquet, ma secondo te il fattore falli può giocare la fortuna di una squadra o di un'altra a un certo punto? Cioè, se la partita continua con questo equilibrio, secondo te a chi sorriderà maggiormente i falli che aumentano sostanzialmente? Beh, Nicola, diciamo che sì, 3 falli a Valdagno, uno Thiene, ma 1000 partite ormai viste sull'hockey. Si può arrivare a un fallo a fine partita come arrivarne anche a 15. Adesso sono ancora freddi, secondo me, sono ancora in fase di studio e non è ancora detto chi farà più o meno falli. Vedremo, secondo me vedremo, e comunque anche se si arriverà al bonus falli ci sono dei buoni portieri da entrambe le squadre, quindi vedremo. Sì, non è poi sempre scritto che, attenzione, eccolo lì, Marco Ardit sfrutta un'azione sulla destra da parte di Thiene e come un rapace d'area mette a segno il primo gol di serata. Vediamo ora dal replay con Andrea Zanini che vede proprio lì in mezzo Marco Ardit, proprio pochi centimetri prima della lunetta, depositare comodamente in rete. Questo per quanto riguarda Marco Ardit è il secondo gol in campionato, ne aveva già segnati 4 in Coppa Italia. Di nuovo allora sente l'odore del sangue Thiene con Mattia Baggio, scatenato Marco Ardit che ripassa la pallina al compagno, proprio i due nuovi arrivati alla corte del presidente Cavazzoni, perché ovviamente c'è stato anche il rinnovo cariche all'Hockey Thiene dopo 5 anni di presidenza di Loris Dalla Vecchia. È stato rinnovato il direttivo con il presidente Mirko Cavazzoni che è qui presente anche alla Palalido. Re Fosco, attenzione, Andrea Poli da solo, la pallina continua ad essere nel possesso tienese, però
a centimetri dal gol del 2 tiene con Andrea Poli, che di solito sente la porta come pochi. Qua Luca, insomma, un Valdagno che sta sentendo, insomma, questo gol che è arrivato veramente con un guizzo da parte di Ardit. Sì, Valdagno che adesso deve riprendersi, riorganizzare le idee. Intanto abbiamo visto il cambio in casa Valdagno, è entrato Valortigara Nicolò. Vediamo come risponde Valdagno. Sì, nel frattempo altra transizione che vede protagonisti Zanini e Andrea Poli. Due hanno giocato assieme anche nella storica stagione in cui Montecchio poi approdò in A1 al termine dei playoff. Allora, nel frattempo è entrato in pista, come dicevi bene anche Luca Di Qui Giovanni. Allora, Alere Fosco perde, anzi, si rompe la stecca di Alere Fosco, quindi cambio al volo di stecca, ferma tutto Marcolini. Abbiamo visto proprio la parte terminale del bastone rompersi, cose che succedono qui in questo sport, e quindi Alere Fosco al volo ha preso un'altra stecca. Abbiamo rivisto anche dal replay di Roberto Bauce, sempre possesso valdagnese. Di qui Giovanni con il 10 passa per Vallortigara. Nicolò tutto chiuso lì, deve mettersi in proprio. Passaggio più comodo verso Alere Fosco. Bene la difesa di Tiene, molto bene il contropiede di Tiene con Conzato, che vede con la coda dell'occhio Marco Ardit, che però non riesce a ribadire in rete. Scatenato il numero 4 da Andrea Zanini, para Cunegatti, di nuovo Andrea Zanini che insomma ha un conto aperto con il destino in questa pista. Ardit, giro, tiro, pallina sempre tienese. Ale Conzato, tra l'altro oggi Luca, insomma, questo è un rematch perché stamattina eravamo qui alla Palalido nella gara tra le due formazioni under 17 proprio di Valdagno e Tieni. Insomma, ci siamo visti stamattina, ci rivediamo stasera. Insomma, due formazioni che hanno dato vita, a mio modo di vedere, a una bellissima partita, anche abbastanza combattuta, e speriamo che venga replicata al di là del punteggio, insomma, come intensità, come occasioni da gol, come vivacità anche questa sera, no Luca? Sì, esatto. Attenzione con Crosar, la porta di Elia Dal Pra si sposta e c'è un fallo di squadra fischiato al Valdagno, eccolo lì con sì, abbiamo visto Zanini, insomma, che facendo il giro della porta se l'è accompagnata. Nel frattempo anche time out chiamato da Dario Rigo. Marcolin, lì vicino. Sì, stavi dicendo, ti avevo interrotto, scusami, ma l'azione di Crosara meritava. Sì, certo Nicola, no, dicevamo sì delle partite che ci siamo trovati anche questa mattina con l'Under 17, bellissima partita combattuta, al di là del risultato abbiamo visto una bella partita e speriamo che anche questa sera la partita sia di pari livello, insomma. Sì. Diciamo che da quello che abbiamo visto fino adesso sembrerebbe di sì. Allora diamo anche uno spoiler su quello che sta succedendo sull'altro campo, sull'altra pista, perché come mi riferisce qui il mio aiuto regista Leonardo Zordan, c'è un'altra partita che si sta giocando a qualche chilometro da qui tra Montebello e Seregno. Era andato in vantaggio il Montebello per 1-0, poi pareggio dei ragazzi terribili di Luca Giaroni, quindi 1-1 proprio al palazzetto dello sport di Montebello, Gabri Tudela e poi Marco Tremolada, che l'abbiamo visto qui protagonista assieme a Domenico Tomba, che è un po' anche il vero titolare di questo Luca, protagonista con i recenti campionati Under 23 che si sono svolti qui a Valdagno. E allora Marco Ardit, nel frattempo c'è una partita da raccontare con Ardit che scambia per Poli, si gira due volte, lascia partire anche il tiro accompagnato, bravo Cunegatti. Allora in avanti Alere Fosco con tutta la garra del mondo, il 24 riesce a Elia Dal Pra, di nuovo dalla sua Andrea Poli, accompagnato all'uscita da parte di Marco Ardit, ancora Andrea Poli, quindi Conzato, Poli, Zanini ed Ardit per Tiene.
Vallortigara, Di Qui Giovanni, Crosara e Refosco per Valdagno. Allora, partita che si accende dopo il gol di Marco Ardit, che ha spostato dell'incontro dopo 8 minuti e mezzo dall'inizio delle ostilità. Se n'è andato il primo quarto di gara per il gol di Marco Ardit, e allora a mettere ordine, Conzato a rovinargli i piani d'attacco. Vallortigara in qualche modo, attenzione, Conzato, Vallortigara sgasina, diffusa pertiene con un capitano in pista che è Ale Conzato e un capitano in pectore che è Andrea Zanini. Ok, Montecchio, Andrea Poli controllato da Ale Refosco, pallina e blackout tienese 1 contro 0 con Di Qui Giovanni. Luca Di Qui Giovanni se la alza e se la schiaccia da Dio con Valdagno, che riesce a ripristinare la parità. Questo è un blackout della difesa tienese, forse l'avevamo anche spoilerato all'inizio, quindi Tiene può concedere qualcosina, ma che giocata ha fatto Di Qui Giovanni, Luca? Sì, Nicola, bellissima giocata di Qui Giovanni che rientra oggi anche dopo un infortunio e trova il gol. Abbiamo visto anche dal replay di Robby Bauce la prodezza del numero 10 di casa, e allora tutto da rifare per Tiene con Marco Ardit che ora è in possesso pallina, Mattia Cocco su di lui, attenzione con Andrea Poli, poi Ardit ancora per Poli, si gira, cerca di trovare una validazione d'attacco, però deraglia, gioco da terra, quindi la pallina è a tinte bianco-azzurre con Valdagno in avanti, Mattia Cocco, attenzione, ruba la pallina Andrea Zanini, Cunegatti, la pallina resta in pista, Mattia Cocco, Ale Refosco, ora Mattia Cocco da solo, proprio trascinato lì all'uscita, accompagnato all'uscita da Marco Ardit e da Andrea Zanini, insomma due clienti piuttosto difficilotti da aggirare. Andrea Poli, Ardit nel retroporta sempre per la cresta di Andrea Zanini, che pensa per un attimo al tiro, preferisce passarla lì in mezzo dove c'era appostato Andrea Poli, però riparte Valdagno con Di Qui Giovanni, galvanizzato appunto dalla rete, dalla bellissima rete, un'anzi schiaccia di pregevolissima fattura, insomma un 1 contro 0 che è stato capitalizzato nel migliore dei modi dal talentino di casa. Eccolo lì proprio Di Qui Giovanni, allora in avanti proprio il numero 10, para Elia Del Pra, Elia che è stato preferito a Nicola Cobin in questa partita, Nicola insomma valdagnese che ha giocato anche qui. Attenzione Mattia, attenzione Marco Ardit, sì, con una magata aveva tentato di aggirare la marcatura di Busato, se non ho visto male, con ora la pallina che è uscita, ci pensa anche qualcuno del servizio sanitario a dare una mano a rimettere la pallina in pista. Pietro Luoti nel frattempo è entrato in pista, anche Alberto Rigo che per lui sostanzialmente è una sorta di derby, essendo lui trissinese, ha giocato una vita nel Trissino 05, quindi insomma sente aria di derby. Luca qua, e tu non mi segni che non è mai scontato quando un trissinese si scontra contro una formazione di Valdagno, no? No, qui c'è una lunga storia sotto tra Trissino e Valdagno. Vabbè. Non è una serie TV, insomma, però ci andiamo vicino, no? No. Vabbè. Allora Ale Conzato a memoria per Marco Luoti, per Pietro Luoti, insomma mi sono confuso con il nome del papà che è qui in tribuna. Valdagno a sparacchiare in avanti, Di Qui Giovanni, in mezzo solamente Mattia Cocco, gioco che deve ripartire da Pietrino Crosara, insomma cancella un'azione d'attacco, ne riscrive un'altra, ora Valdagno
sempre Mattia Cocco, tutto chiuso lì, gioco di blocchi, allora deve mettersi in proprio, fatturato non è buono perché Ale Conzato decide di portare la pallina in avanti, attenzione Andrea Poli finisce anche lì sulla lunetta e quindi fischia qualcosa Marco Lin perché appunto il giocatore di 9 scivolando è andato proprio dove non può arrivarci, pertanto la rimessa sarà della Y Sport, chiama le distanze Mattia Cocco, lì vicino a lui Busato, allora sgasa il 7 in avanti proprio per Alessio Busato, perde la pallina, Ale Conzato, passaggio troppo frettoloso questo del capitano giallo-blu che favorisce di nuovo l'impostazione dal basso da parte di Pietro Crosara. Pietro che alza il periscopio, tutto chiuso lì, allora preferisce andare in buca d'angolo dove c'è Luca Di Qui Giovanni, Luca che viene seguito con un'ombra anche da Alessio Busato, però attenzione, ferma tutto Marco Lin, dice che la porta non è in asse, quindi si deve ripartire con il possesso valdagnese. Insomma, ultimi 7 minuti e 44 secondi di questo primo tempo, 2 fiammate Luca e poi attenzione con di nuovo una parata da parte di Elia Del Pra, però non so se sei d'accordo, però mi sembra quasi che la partita viva in una sorta di mediocrità che però da un momento all'altro potrebbe veramente degenerare in qualche azione importante, in qualche gol che proprio darebbe il via alle danze in maniera decisa, non so, sì, ho questa sensazione insomma. Concordo con te in pieno, ci sono degli spritz proprio di sprint che li animano, poi c'è ancora una fase di studio secondo me da parte mia, da parte delle due squadre, che è il momento che vedono uno sbaglio ne approfittano e lì vedi l'aumento del ritmo e che effettivamente dà un che di più. Vabbè, vediamo un po' allora se ci pensa Pietro Luoti a accendere un po' la miccia a Alberto Rigo, altro passaggio impreciso questo da parte di Tiene su tutte le furie Nicola Retes che osserva con uno sguardo fulminante proprio l'azione, quindi chiede ai suoi maggiore attenzione anche nelle interviste di post partita sia quest'anno che soprattutto l'anno scorso. Luca Tiene che a più volte per bocca del suo allenatore chiesto di curare molto di più il dettaglio, no? Perché poi alla fine l'hockey è uno sport fisico, devi stare attento alla pallina, devi stare attento alla stecca, agli avversari, alle regole, all'arbitro, però a volte il diavolo sta nei dettagli, no Luca? Sì, esatto, l'hockey è uno sport a tutto campo, io lo definisco. Puoi fare una partita perfetta, ma se sbagli qualche dettaglio alla fine paghi il conto, no? Paghi il conto, esatto. Allora, a proposito di dettagli, uno che non fa mai cose banali, Alberto Rigoli con il 9, insomma pallina in banca quando ce l'ha lui. Andrea Poli, giocatore piuttosto esplosivo, lascia partire anche il suo rovescio che però non trova il bersaglio grosso, sempre Alberto Rigo con il passaggio per Pietro Luotti, Conzato al cancelletto, pronto di nuovo Mattia Baggio, pare in qualche modo Cunegatti, allontana la minaccia a Pietro Crosara, a tu per tu con Ale Conzato, gioco d'esperienza del 17 che si mette proprio con il fisico, attenzione Pietro Luoti, in mezzo Andrea Poli che manca l'appuntamento con il gol, uno che lui di solito queste palline riesce a capitalizzarle con una certa frequenza, un giocatore che di solito finisce le stagioni con una performance di 1-1, cioè un gol ogni partita, insomma un attaccante old style. Dall'altra parte insomma vediamo come invece i talentini di coach Dario Rigo cerchino sempre di muoversi e di scardinare la difesa di Tiene, come in questo caso con Busato, ma cosa ha combinato Elia Del Pra? Già a terra Elia Del Pra e probabilmente Alessio Busato ha stretto troppo Mattia l'angolo di tiro e ha preso in testa proprio Elia Del Pra. Vediamo anche poi alla prima occasione utile se Roby Bauce ci darà anche un conforto col replay. Sbaglio, è successo così? No, non sbaglio, è proprio successo così. Eccolo qui, guarda, eccolo qui, abbiamo proprio rivisto con il replay di Roberto Bauce, sì in effetti con Alessio Busato che ha fatto tutto quanto bene
ha tirato, però ha chiuso troppo l'angolo di tiro ed Elia, che era a terra con il caschetto, è riuscito a salvare Tiene. Diciamo che mi ricollego un minuto fa quando abbiamo detto che i dettagli fanno la differenza e arrivare così 1-1 come portiere, i dettagli si pagano. Sì, questo tu mi puoi dire che insomma è la dura legge del gol, no? Quindi quando non riesci a capitalizzare queste cose poi alla fine non puoi neanche piangere sul latte versato, perché palline così bisogna avere tra virgolette la cattiveria agonistica per riuscire a depositarle. Lì Alessio probabilmente si è visto la porta spalancata, ha scollegato probabilmente quel decimo di secondo il cervello pensando di aver già fatto gol, però la pallina proprio è finita sul caschetto di Elia Dalprà. Non so se Roberto riesce a ridarci ancora il replay di questa ultima azione, approfittando degli ultimi 10 secondi di, eccolo qui, guarda, proprio con Alessio Busato, tac, e ha proprio chiuso l'angolo con Elia Dalprà che era a terra e involontariamente insomma ha fatto una parata con il settimo senso, ecco. Le frazioni di secondo, i dettagli, qualche centimetro più in là e sarebbe entrata. Sì, che tra l'altro Valdagno non sta rubando assolutamente nulla, è un pareggio che sì, come abbiamo detto prima, premia sostanzialmente una mediocrità in senso buono di questi primi 20 minuti e 40 secondi di primo tempo, in cui le formazioni hanno avuto le loro occasioni, però non hanno avuto la cattiveria per l'ultimo passaggio. Abbiamo visto anche qualche imprecisione di Tieni in fase di costruzione, poi questa conclusione da parte di Alessio Busato, che veramente per questione di centimetri, come hai detto te, non è andata in porta. Allora, partita che sta pian pianino svoltando. Allora Vallortigara in avanti, il 9 di casa per Pietro Crosara, che sbaglio o non ha mai lasciato il parquet in questa prima frazione di gioco. Alessio Busato, eccolo lì, insomma, speriamo per lui che non si faccia condizionare insomma da questo episodio. Allora Alberto Rigo con la parte ultima del bastone riesce ad interrompere il tiro di Mattia Cocco, che però è sempre in possesso pallina. Conzato rovina i piani d'attacco di Valdagno, Rigo per Mattia Baggio, vede bene Alessandro Conzato, paratona da parte di Giovanni Cunegatti. Anche qui insomma con il replay della regia abbiamo visto un po' questa ultima azione tienese. Allora Mattia Baggio, ultimi 180 secondi di primo tempo, però attenzione, gol da parte di sembrava gol da parte di Valdagno, però ferma, strozza sul nascere l'urlo della Pallalido il signor Marcolin, dice proprio a chiare lettere che c'è stato il gol con la gamba, quindi l'ha toccata proprio con lo stinco e quindi non è valido. Insomma, conosciamo insomma un po' le regole, noi rinfreschiamo che il gioco di pattino è ammesso fin tanto che uno volontariamente non segni gol con il pattino. Allora attenzione, Alberto Rigo lì in mezzo, succede di tutto, insomma neanche fossimo in tangenziale. Allora di punta, lì in qualche modo Elia Dalprà, bene per Pietro Luoti, smanaccia il portierone, passa da Pietro Luoti per Ale Conzato, bene per Pietro Luoti, alza troppo la mira, la pallina decolla sopra l'asta di Giovanni Cunegatti. Ultimi 110 secondi qui di gara, anzi 130 secondi di primo tempo, con Pietrino Crosara che si accentra, Mattia Baggio gli rompe le uova nel paniere e poi Pietro Luoti, il passaggio per qualcuno dei suoi. Attenzione però Valdagno, saltano leggermente gli schemi qui in questa fase terminale di primo tempo, siamo al tramonto della prima frazione di gioco, con ora Mattia Baggio che alza il periscopio, trova Pietro Luoti in avanti, il 6 passa per Alessandro Conzato, circonnaviga i pali di Cunegatti, ancora Mattia Baggio, si porta la pallina dall'altra parte dove potrebbe tecnicamente liberare il suo tiro, lo fa ora Alberto Rigo, però tre stecche laniere
a fermarlo. Ora Mattia Cocco sfrutta anche il blocco in uscita da parte di Vallortigara, che riceve la pallina. Attenzione, ultimi 80 secondi di prima frazione di gioco, sempre Mattia Cocco lì in buca d'angolo, controllato da Mattia Baggio, duello fra 7, lì in mezzo per Di Qui Giovanni, eccoli Di Qui, però c'è qualcosina che non va, insomma gioco lì con il bastone, dice Marcolin, quindi possesso tienese. Ultimo giro di lancetta che inizierà fra 4 secondi qui alla Pallalido, in avanti tiene con Mattia Baggio, poi Alberto Rigo, Alberto sempre per Ale Conzato, Pietro Luotti difende alta Valdagno. Ora Alberto Rigo lascia partire il suo piattone, nulla di fatto, lui giocatore mancino, quindi riparte di nuovo Di Qui Giovanni, vede con la coda dell'occhio Ale Fosco che intercetta bene, riesce a raddrizzare questo passaggio, però attenzione, forse è l'ultimo possesso tienese con Alberto Rigo che però si trova alla stecca di Pietro Crosara, che riparte come un forsennato lì in avanti, scarica per Ale Fosco, pallina che rimane lì. Allora di nuovo gioco dei contropiedi, ultimi 15 secondi di questo primo tempo con Ale Conzato all'esterno per Alberto Rigo, cercava l'innesto di Mattia Baggio che era finito troppo in avanti, allora si arrabbia Ale Fosco, cercava il taglio di Qui Giovanni, ancora nulla di fatto, 3-2-1, basta per il momento, finisce questo primo tempo. Luca, una tua Polaroid di come sono andati questi primi 25 minuti? I primi 25 minuti partiti lenti, partiti con fase di studio, poi verso la fine, verso gli ultimi minuti abbiamo visto parecchi contropiedi, parecchie azioni. Diciamo che mi aspetto il secondo tempo un po' più vivace. Sì, ti chiedo anche l'1-1 risultato giusto? Secondo me l'1-1 ci sta tutto, perché le occasioni, come abbiamo detto prima, ci sono state da entrambe le parti, abbiamo visto un bel gioco. Sì, ci sta, l'1-1 ci sta. Bene, allora io direi a questo punto di risentirci fra 7 minuti e 45 qui in diretta dal Pallalido per la seconda frazione di gioco di questa Valdagno Tiene, quarta gara stagionale del campionato di hockey pista Serie A2 25-26. A tra poco.
1-1 alla fine dei primi 25 minuti qui al Pallalido tra Y Sport Valdagno e Hockey Tiene. Luca, io ti faccio la classica domanda che farebbe il mio amico Enrico Giovannelli al Capannino a Follonica. Secondo te cosa hanno detto gli allenatori negli spogliatoi? Beh, gli allenatori e spogliatoi innanzitutto dopo il primo bella tempo, domanda questa, bella domanda, mi stai proprio mettendo sotto. No, secondo me hanno visto un po' le tattiche avversarie e hanno messo giù qualche schema nuovo da provare. Secondo me gli hanno fatto le classiche 2 paroline in spogliatoio, anche contro le disattenzioni, come dicevamo sempre prima, piccoli sbagli che si pagano, e vediamo adesso il secondo tempo. Secondo me sarà un po' più animato del primo. Sì, abbiamo già visto qualche proemio di battaglia proprio negli ultimi minuti della prima frazione di gioco, con in effetti Valdagno che è andato magari più convintamente lì in avanti, poi anche qualche azione da parte di Tiene, però insomma lì proprio il gioco dei dettagli, insomma abbiamo ancora davanti gli occhi quella ultima azione che ha visto Alessio Busato presentarsi davanti a Lì del Pra, però insomma ora vediamo che le formazioni sono di nuovo in pista. Allora Busato, Crosara, Re Fosco e Valortigara per Valdagno, con sempre Cunegatti, se non vedo male, con Giulio Checchetto, sì, eccolo lì. In effetti ho alzato lo sguardo, ho visto una bandana di cunegattiana memoria proprio lì in panchina, e dall'altra parte invece sempre Elia del Pra di Frane della Gabbia di Tiene, con Ardit, Conzato, Ballardin e Zanini. Allora riparte Alessio Busato da solo contro tutti, para in qualche modo, Elia del Pra alza 2 dita al cielo, Marcolin ingaggio, insomma già subito strozzato sul nascere questo urlo da parte di Valdagno, proprio passati neanche 10 secondi dall'inizio del secondo tempo. Allora con Ballardin che deraglia, guadagna anche un fallo di squadra, era da un po' che non ne veniva fischiato uno dopo un inizio scoppiettante, Luca, dal punto di vista disciplinare. Ora è Valdagno che va sul quinto fallo, e già fondamentalmente a metà dell'opera, per poi concedere il bonus per Tiene. Alessio Busato, Marco Ardit capisce tutto, riparte il numero 4 tienese, passa per Ale Conzato, velocemente per Ballardin, combinano ancora i due, poi molto mobile Marco Ardit che ci mette il fisico, si fa trovare lì pronto dietro la porta di Checchetto, e allora di nuovo Marco Ardit all'indietro per Andrea Zanini. Andrea che prova a caricare il suo tiro, però viene sporcata la sua conclusione da Nicola Valortigara. Ancora Marco Ardit in bene, bellissima questa azione d'attacco di Tiene, però la difesa di Dario Rigo si chiude, riparte Pietrino Crosara. Ora in avanti il talento di casa per Alessio Busato. Ale Re Fosco, insomma ho avuto modo di scambiare qualche parolina con lui anche lo scorso anno, un ragazzo d'oro, Alessandro Re Fosco, proprio umile, sempre molto preciso, che fa sempre la cosa giusta al momento giusto. Però attenzione, ora raccontiamo questa incursione da parte di Pippo Ballardin, il 16 classe 2003, deve riconsegnare la pallina ad una stecca più comoda, che è quella di Marco Ardit, che semina il panico lì davanti. Marco che ci mette il fisico. Ora Alessandro Conzato, tiro che finisce abbondantemente fuori. Luca, insomma un piccolo focus anche su Alessandro Re Fosco. Io sono sportivamente innamorato di questo ragazzo, perché veramente ragazzo umile, parla poco, fa tanto, e soprattutto quando c'è da portare la croce porta la croce, e quando c'è da cantare può cantare anche lui, no? Sì, diciamo che intanto faccio i complimenti a Re Fosco, neolaureato dottore in scienze motorie. Sì. E sì, diciamo che come hai detto te è un ragazzo umile e porta sempre la croce. Sì. Poi non si lamenta mai, ogni tanto bisogna anche alzare la voce, però vediamo se alza il volume della radio. Tiene in questo caso con Marco Ardit, che però cade a terra proprio all'area del Fosco. Dice io non ho fatto niente, però insomma forse dalle immagini che ci sta consegnando ora la regia, insomma vediamo insomma che Ale insomma ha caricato sul numero 4 di Tiene, insomma a parte che ci vuole un bel po' a spostare
fare Marco Ardit, però ora ci pensa Andrea Zanini con un diagonale chirurgico a riportare in avanti l'hockey tiene. Vediamo ora dalla replay di Roberto Bauce questa azione con Marco Ardit che vede proprio il taglio di Andrea Zanini, proprio lascia partire a tutto braccio il suo piatto, niente da fare per Checchetto, quindi si riporta in vantaggio Tiene quando se ne sono andati 2 minuti e 35 secondi dall'inizio di questo secondo tempo. Qui al Pallalido di nuovo la formazione ospite in vantaggio sulle ali dell'entusiasmo. Ora Tiene, vediamo se Valdagno riuscirà di nuovo a essere lucida, Luca, per poter ripetere quanto ha fatto nel primo tempo, no? Quindi aveva avuto qualche minuto di sbandamento dopo il gol di Tiene, però poi ha serrato i ranghi ed è riuscita a trovare giustamente e meritatamente la parità. Secondo te adesso con i minuti che iniziano a passare, anche se c'è una vita e mezza, insomma, come si comporterà Valdagno? Valdagno, Eccolo lì, guarda. Rigore. No, sì, ti ho dato rigore. sì, ti ho dato la parola proprio nel momento in cui, eccolo lì, vediamo insomma la carica da parte di Andrea Zanini, che insomma ha ancora qualche linea di adrenalina nel corpo dopo il suo gol, quindi sarà attenzione Mattia Cocco ad incaricarsi del penalti che attenzione, perché in questo campionato di A2 due tentativi per lui, tutti e due portati a casa nel pareggio con il Roller di Bassano. Intanto ci sono problemi in panchina Valdagno, vedo i sanitari che stanno soccorrendo qualche giocatore. Allora vediamo un po', Marcolin, fischietto in bocca, Cocco contro Dalprà, miracolo di Elia Dalprà che fa sì che Mattia Cocco commetta il primo errore dai tiri più vicini, quindi un 66% di score positivo per il talento di casa per quanto riguarda i penalti. Ne aveva anche tirati 2 in Coppa Italia, nessuno assegno, però insomma quello che conta è che questo che ha un peso specifico sicuramente diverso, non è andato a segno, con ora anche il carico dal punto di vista psicologico di Valdagno che è sotto di un gol, sbaglia il rigore, si trova in difficoltà anche per ma allora adesso vediamo anche appunto la Croce Rossa di Valdagno che è lì appostata, non so chi sia perché dovremmo fare un po' la conta di quelli che sono in pista e invece quelli che sono in panchina con vabbè, insomma ti vedo che stai cercando di decifrare questo evento, Luca. Nel frattempo Marco Ardit in avanti, Ale Conzato, Zanini, Pippo Ballardin, passa la palla a se stesso Marco Ardit, la recupera Valdagno. Sì, hai scoperto insomma chi è il giocatore che sta avendo qualche problemino fisico? Sì, Nicola, in panchina non vedo Busato, adesso è Busato, quindi presumo sia lui che ha qualche problema fisico. Speriamo niente di grave. Beh, assolutamente, insomma, speriamo che sia, e anche velocemente della partita. C'è bisogno della sua classe e della sua fisicità, perché questo Valdagno ora sembra leggermente in balia di Tiene, ha anche sciupato una buona occasione per ritornare in pari subito dopo con quel rigore che Mattia Cocco non è riuscito a concretizzare. Bravo Elia Dalprà. Allora di nuovo Andrea Zanini, Andrea che è un giocatore molto fisico, che sente tanto le varie fasi della partita, un giocatore generosissimo che a volte insomma può trascendere anche in qualche stecca lasciata lì in più, no? Giusto con a volte sì, vuoi fare tanto, ti senti anche responsabilizzato, però bisogna stare attenti perché il bastone è curvo e alla fine può innescare anche qualche falletto che non ti aspetti, no? Sì, Nicola, hai ragione. Adesso, come dicevi anche tu prima, il Valdagno al momento sotto di un gol deve rialzare la testa, ma soprattutto deve ragionare. No, vediamo se lo fa con il quartetto di movimento giusto, perché c'è Mattia Cocco lì dietro, poi Pietrino Crosara che non riesce a ricevere la pallina, anzi però la ruba a Marco Ardit, Pietro Crosara, ma Elia Dalprà per il secondo miracolo di giornata. Qua è stato bravo Pietro a riuscire a rubare la pallina a Marco Ardit, e non è mai una cosa scontata, e poi a tu per tu insomma si è visto chiudere lo specchio della porta da un Elia Dalprà in forma olimpica.
Diciamo che mi sarei aspettato il classico alza e schiaccia da parte di Crosara. Sì, perché ha di questi numeri lui, no? Esatto, Quindi... sì. Vabbè, Mattia Baggio per Alessandro Conzato, Ale che come abbiamo ricordato prima insomma era qui stamattina al Palalido con la sua Under 17. Andrea Zanini, Mattia Baggio, Pippo Ballardini lì davanti, tocca anche la pallina però finisce sui guantoni di Checchetto. Di Giulio. Allora Crosara lì davanti per Refosco, per il dottor Refosco come ben ricordato prima. Crosara, c'è qualcuno che perde la stecca sì, era di Pippo Ballardin. Zanini, se ne sono andati i primi 7 minuti di secondo tempo. Andrea Zanini para Checchetto, contropiede ora di Pietro Crosara, un 1 contro 2. Si chiude bene, tiene con ora Mattia Baggio, insomma litiga con la pallina il 7ex Bassano 54. Zanini ancora, però bravo Refosco, bravissima Valdagno qui a chiudere tutti gli spazi. Riparte Crosara, fucilata che però trova Elia Del Pra prontissimo, ferma tutto il signor Marcolin, dice che c'è una stecca alta che ha rovinato i piani d'attacco, insomma rivediamo anche questa conclusione da parte di Valdagno. Secondo te fa bene Luca Valdagno ad affidarsi a dei tiri da distante o deve trovare l'azione manovrata in profondità? Diciamo che Valdagno sta provando anche i tiri da distanza perché a volte sorprendono i portieri, quindi fa bene anche a provarci. Sì, insomma anche il fattore tempo, insomma mancano 17 minuti e 10 secondi alla fine delle ostilità, insomma 2 ere geologiche probabilmente durerebbero di meno qui nell'hockey su pista, uno sport con il cronometro effettivo. Allora Mattia Baggio alza il periscopio, preferisce sgasare in avanti, Refosco su di lui, cerca di farsi fuori mezza Valdagno, però riparte il 24 neolaureato, eccolo lì Alessandro, pallina che troppo alta, quindi dice Marcolin che va rimessa la pallina da lì, veloce tiene, forse un po' troppo perché è così, infatti ora fischia un controfallo Marcolin, anzi vediamo un po' se sarà ancora possesso tienese o viene consegnata il possesso a Valdagno, vediamo, perché prima abbiamo visto Marcolin fare cenno con il suo braccio di dare il vantaggio per Valdagno. Sì, in effetti è così, perché ora la difesa tiene, si sta piazzando con Pietro Luotti che è entrato in pista al posto di Alessandro Conzato, anzi no, vedi, con Pippo Ballardin in avanti per Pietro Luotti che a fari spenti riceve questa pallina. Pietro Luotti da solo contro 2 maglie laniere. Andrea Zanini, anche Pietro Luotti, caro Luca allenatore qui all'Hockey Tiene, ieri insomma si è portato a casa una vittoria per nulla scontata contro il Roller Bassano A con la sua Under 15 che sta girando a 1000. Valdagno però ora in avanti non riesce ad uscire dal guscio difensivo perché il pressing di Tiene è asfissiante. Ballardin da solo, Checchetto e poi Mattia Cocco stampa Ballardin sulla balaustra, riparte il numero 7 di casa, una certa libertà per lui, però la difesa di Tiene ben piazzata, trova con la coda dell'occhio Pietro Crosara, ma cosa ha combinato Elia Del Pra? Quindi direi Luca bellissima azione d'attacco da parte di Valdagno, bravissimo Pietro Crosara, però c'è Elia Del Pra che insomma sta facendo trovare sotto l'albero a Tiene tanti bei regalini in forma di parate, no? Sì, come dicevo prima, che da entrambe le formazioni ci sono dei portieri di alto livello. E questo è un palo clamoroso, dove non ci arriva il portiere ci arriva anche il palo. Luca, attenzione, Ballardin accompagnato all'uscita, ora spinge anche Refosco, scambio di complimenti, insomma come direbbe il sommo poeta, corrispondenza di amorosi sensi. Lo rivediamo anche qui dalla replay di Roberto Bauce, il palo colpito da Valdagno, si stavo dicendo, insomma corrispondenza di amorosi sensi lì sull'angolino tra Pippo Ballardin e Ale Refosco. Mattia Cocco, Pietro Crosara sterza in mezzo, però preferisce sempre andare sull'esterno, allora di qui Giovanni.
Di qui tutto chiuso, sempre Mattia Cocco, Luotti e Ballardin, attenzione perché la difesa di Tiene è sempre molto aggressiva lì davanti, pallina che si alza, si impenna, Marcolin dice che deve essere rimessa la sfera a tinte giallo-blu con Andrea Zanini che sta trovando ora una certa continuità in pista, Mattia Baggio, Pippo Ballardin al cancelletto per Tiene, pronto Alberto Rigo che ora sta entrando in pista al posto proprio di Pippo Ballardin, Alberto per Pietro Luotti, gioco di blocchi lì, insomma tenta anche di tirare Pietro Luotti, deraglia Mattia Baggio e con un gioco da terra si lamentano quelli di Valdagno, insomma sembra ovviamente che Mattia l'abbia fatto apposta, aveva perso una pallina, non ha fatto altro che colpirla perché l'arbitro fischiasse il fallo da terra, questa poteva essere in potenza un'azione pericolosissima per Valdagno, no? Diciamo che anche queste sono azioni, chiamo di testa, di esperienza. Sì, perché in effetti se Mattia non avesse fatto questa giocata probabilmente staremmo forse raccontando un'altra azione, un altro epilogo di evento. Allora, di qui Giovanni, attenzione, alza e schiaccia Baggio a disturbare l'azione del numero 10, autore nel primo tempo del gol del pari. E allora Marcolin si sincera che la porta non abbia subito qualche problemino. Nel frattempo mini time out che è virtuale, questo con Rettis che chiama a raccolta Andrea Zanini, poi Elia Del Pra che deve asciugarsi la visiera di Pompeo Stivanello ad aiutarlo, Nicola Cobin ad osservare l'azione del giovane portiere nato e cresciuto hockeyisticamente proprio nell'hockey Tiene, Luca, insomma Elia Del Pra che ha strozzato sul nascere tante urla stasera per Valdagno, no? Diciamo che queste sono partite dove i portieri si mettono in mostra. Elia Del Pra bravo, devo dire, non lo conoscevo ma ha fatto degli ottimi interventi. Allora vediamo se la Y Sport riuscirà a trovare insomma la chiave per scardinare la saracinesca di Elia Del Pra. Nel frattempo Mattia Baggio con tutta la classe che ha in avanti per Alberto Rigo, Alberto tutto il fronte d'attacco in solitaria, deve passare la pallina per Andrea Zanini, ora Pietro Luotti, nessun taglio lì davanti, Andrea si trova la pallina sul pattino, la perde, però attenzione Pietro Luotti atterrato da Alere Fosco, siamo al fallo numero 6, succede di tutto, pallina subito messa in pista, attenzione, ritorna in possesso sfera, tiene con Alberto Rigo e Mattia Baggio con ora Pietrino Crosara che sgasa in avanti, il 93 di casa della Y Sport deve chiamare i soccorsi con Mattia Cocco, ora Alere Fosco, settimo fallo di squadra per Valdagno, ultimo quarto di gara che inizierà fra esattamente 26 secondi con Alberto Rigo che deve ripulire una pallina complicata, lo fa bene con il passaggio per Pietro Luotti, Mattia Baggio perde il contatto, la riprende Pietro Crosara in mezzo per di qui Giovanni, bagarre come direbbe Vincenzo Pitturari al Palazzo di Cadolfin, lì davanti Pietro Luotti per nessuno, Alere Fosco alza il periscopio, vede lì davanti Pietro Crosara, però Mattia Baggio su di lui, ancora di qui Giovanni, non si intendono i due, sempre di qui per Pietro Crosara, forse il più positivo tra i suoi, Andrea Zanini ci mette anche il fisico, sgasa in avanti il 66 ex Montecchio, gesto di disappunto di Andrea che però insomma riesce ad approdare nella stecca di Alberto Rigo. Mattia Baggio esplora sempre la parte qui bassa sotto la nostra postazione con Andrea Zanini, in avanti per Mattia Baggio, ancora Mattia, dietro lì Alberto Rigo tutto solo, può anche tentare il tiro, mancano 20 secondi sul tabellino
45 qui alla Pallalido si azzerano perché para Checchetto. Allora di nuovo la Y Sport in possesso pallina, bravo Alberto a rubare per un momento la sfera, però la recupera ora Pietro Luoti. Allora 2 contro 2 con il servizio anche di Alberto Rigo. Pietro Luoti preferisce ragionare, perde un tempo di gioco, in qualche modo atterrato da Mattia Cocco si abbracciano e poi fallo questo. Attenzione, ora c'è anche un cartellino giallo probabilmente che sarà esposto a Pietro Luoti, protestato il numero 6 ospite. Luca, insomma 11 minuti e 11 secondi sul cronometro. Valdagno sta avendo le sue occasioni, però poca lucidità lì davanti, no? Sì, ritorniamo ancora una volta su quello che abbiamo detto prima, poca lucidità e poca precisione non portano a finalizzare, quindi meritatamente Tiene conduce 2-1, alla fine c'è la regola di chi sbaglia meno. Beh, in effetti, allora, le partite di hockey, lo sappiamo bene, non finiscono mai, anche partite che sono su 3-4-0 a 11 minuti dalla fine, insomma, testimone. Attenzione ora, Andrea Zanini con una rubata clamorosa, Andrea Zanini! Bravissimo Giulio Checchetto, altrettanto bravo ora Alberto Rigo con la bava alla bocca a provare a sradicare questa pallina dalle stecche laniere, però Alere Fosco in avanti si dimentica della pallina. Mattia Baggio, attenzione, con una finta involontaria per Andrea Zanini nella terra di nessuno Andrea. Allora riparte Pietrino Crosala, anche Pietro poco preciso, si avventa sulla pallina da una parte di Qui Giovanni, dall'altra Pietro Luoti. Sarà pallina tienese con, ora vediamo, guarda Luca, con questa doppia finta da parte di Andrea Zanini, lui che non è riuscito a mettere la sfera nella posizione più corretta magari per alzarsela, era troppo sotto Checchetto. Lì insomma un intervento del portiere di casa che insomma è stato, possiamo diciamo che derubricarlo nella ordinaria amministrazione, no? Sì, diciamo che era troppo a ridosso del portiere, ha provato un sottogamba, ha provato ma non ci è riuscito. Ha chiamato il time out coach Dario Rigo. Chiedo qua al mio amico Leonardo se ha novità da Montebello. Proviamo insomma anche noi ad andarci qua vicino. Allora sì, è ritornato in vantaggio il Seregno, quindi il Seregno dopo essere andato sotto contro il Montebello con il gol di Gabri Tudela, poi Marco Tremolada e poi Santi Velasquez che con questo gol, per la gioia del mio amico Paolo Virdi che starà guardando la partita, insomma è già il suo terzo centro di campionato dopo che ne ha segnati 4 in 8 partite di Coppa Italia, quindi insomma un giocatore di tutto prospetto. Ritorniamo Luca qui alle vicende che più ci competono qui alla Pallalido, con un Tiene che a 640 secondi dalla fine della partita è in vantaggio per 2-1, con ora anche con Marco Ardit sulla pallina, Alberto Rigo molto mobile, Pietro Luoti lì davanti, una certa libertà per il numero 6 che arriva anche al tiro e bolla il gol del 3 per Tiene. Insomma una certa libertà l'abbiamo proprio visto in diretta per Pietro Luoti che da solo, lo rivediamo anche con il replay, eccolo qui, insomma una marcatura così da parte di Pietro Crosale, poi è mio e tuo. Alla fine Pietro è riuscito ad arrivare indisturbato lì sull'angolino, è stato bravo, però posso anche pensare insomma ad un concorso di colpa con Giulio Checchetto, perché insomma quando la pallina è così angolata, insomma forse magari con un posizionamento magari migliore del portiere, poi noi siamo bravi perché lo diciamo da qua e siamo comodi al caldo seduti con le cuffie, penso che lì in pista sia tutta un'altra cosa, no? Diciamo che sì, in parte la posizione del portiere, ma secondo me è stato più un errore di lasciare l'uomo libero, troppo distante il difensore, e ha premesso il tiro. Sì, bravo Pietro, che poi tra le sue caratteristiche è proprio quelle di correre tantissimo, insomma lo dice sempre, insomma io posso riconoscere i miei limiti tecnici, però per quanto riguarda la corsa voi fatemi correre e io corro per 40 minuti. In questo caso è stato anche preciso, come ora Marco Ardit, che però si vede la spalla di Giulio Checchetto a negargli la gioia
quarto gol, insomma un Tiene che per la prima volta in questa partita mette due lunghezze rispetto alla formazione di casa. Qui la formazione di Nicola Rettis, che abbiamo visto ha iniziato a pigiare sull'acceleratore, ha sentito l'odore del sangue, e ora forse magari una formazione un po' meno costruita anche per dir la sua in campionato, oltre che formarsi detentrice della Coppa Italia, insomma forse qualche centimetro di esperienza però Mattia Baggio va in avanti da Pippo Ballardin, ritornare la sfera al numero 7 Bassanese. Allora Pippo ha il suo bel da fare con Alere Fosco, fallo di squadra questo fischiato alla Tiene, con il quinto fallo di serata, 7 ne ha commessi Valdagno. Allora esce Pietro Crosara, rientra Alessio Busato, insomma questa è una bella notizia per tutti quanti, perché insomma abbiamo visto prima, Luca mi ha detto che era lì a terra, e quindi Alessio ritorna in pista. Buon per lui, buon per Valdagno, ma c'è bisogno anche della fisicità di Alessio, no? Sì, esatto, è un elemento importante che fa il suo, e per fortuna non ha avuto un riscontro negativo sul problema che ha avuto. Allora eccolo lì proprio Alessio Busato, si mette in proprio, però c'è la stecca di Pietro Luoti che va in avanti, vede Pippo Ballardin che insomma doveva essere ad altezza Michelon per riuscire a prendere quella pallina lì. Allora Marco Ardit in balaustra a combattere con Di Qui Giovanni, però ingaggio fischiato dal signor Marcolin, insomma altri 8 minuti e 6 secondi sul cronometro al tramonto di questa partita, 3-1 per Tiene, insomma un Tiene che sta sicuramente mettendo la freccia, vuole portarsi a casa questa vittoria che le permetterebbe di dare un ulteriore significato a questo primo scorcio di stagione. Questo, lo ricordiamo Luca, è l'ultima partita non solo per questa pausa natalizia, ma proprio anche la partita di questo anno solare, un anno solare che ha visto da una parte Tiene celebrare una vittoria che mancava da 10 anni in Coppa Italia e di approdare comunque alle fasi di playoff del campionato di A2, però allora attenzione, Checchetto a tu per tu con Pippo Ballardin, dall'altra parte a mio modesto parere un Valdagno che con questo farm team, chiamiamolo così, insomma con una squadra composta sostanzialmente dal settore giovanile, si sta togliendo qualche piccola grande soddisfazione, capitanata tra l'altro da una vecchia volpe, chiamiamola così, che è Dario Rigo, no Luca? Sì, esatto, Valdagno è squadra giovane, squadra diciamo che sta crescendo piano piano sotto la direzione di Dario Rigo, ma la strada è lunga ancora. Allora Busato, tutto chiuso lì con Pippo Ballardin a rovinare la linea di passaggio arretrata. Allora Alessio deve riprendere da Mattia Cocco, però mancano solamente 5 secondi alla fine dell'azione e piglia anche la pallina Vallortigara, è un fallo di squadra, questo è l'8º per Valdagno, quindi Valdagno è a un fallo dalla luce rossa, esce Mattia Baggio, rientra Andrea Zanini, Pietro Luoti sgasa in avanti, controllato proprio da Mattia Cocco, dai e vai con Marco Ardit, Pippo Ballardino ora in pura accademia tiene con Andrea Zanini, la pallina rimbalza male sulla stecca di Pietro Luoti che però si rifugia sulla bastone di Pippo Ballardin. Allora Pippo Ballardin in avanti, fallo di squadra, ecco il nono fallo di squadra che Marcolin fischia a carico di Valdagno, quindi luce rossa che si accende sul totem della formazione della Y Sport, e qua caro Luca inizia la teoria delle sliding doors, no? Con Valdagno che veramente lì per concedere il bonus sei sotto di 2 gol, quindi cosa deve fare Valdagno? Pigiare più sull'acceleratore o collegare di più il cervello? Secondo me è la seconda, collegare di più il cervello, perché vedo un Tiene più rilassato, che sbaglia meno, che costruisce un po' di più, e un Valdagno un po' sofferente, quindi la tensione la sta sentendo di più, e anche qui ripeto, a mio avviso è quell'esperienza che manca. Mattia Cocco
lì gioco di blocchi, insomma succede di tutto tra Marco Ardit e il numero 67 Marco Nizzaro, che fa il suo esordio in questa partita, insomma giocatore ex Trissino, Marco, che fa il suo debutto qui oggi alla Palarido in questa partita. Ecco lì servito il 67, carica da casa sua, tiro insomma così. Pippo Ballardin recupera pallina, ultimi 307 secondi di gara, qui all'impianto di Valdagno. Mattia Cocco, la pallina non arriva neanche ad Elia Del Pra, allora riparte Ale Conzato sulla sinistra per Pippo Ballardin che alza troppo la mira, sfera che rimane in pista, fa segno Marcolin che va tutto bene, quindi di nuovo Alessio Busato. Alessio che non trova idee lì davanti, è costretto a ripiegare su Mattia Cocco, che deraglia, e anche Mattia, come ha fatto prima l'altro, il suo omonimo e collega di maglia numero 7, la prende con la stecca e quindi strozza sul nascere un facile contropiede per Tiene, quindi insomma una fotocopia. Sì, chi di gioco da terra ferisce, giusto? Quindi gioco da terra perisce, vabbè. Ci hanno inventati questo proverbio, comunque abbiamo adesso l'idea, bravi tutti e due i numeri 7 a giocarsela in questo modo, un po' meno Andrea Zanini a tirare, pallina che è strozzata, allora Marco Ardit ci mette il fisicone, Ale Refosco, ancora Andrea Zanini, insomma non si dà mai per vinto il 66. A Montecchio aveva il numero 6 di maglia, poi insomma qui attiene il numero che è sulle spalle di Pietro Luoti, quindi ha ripiegato per un doppio 6 Andrea, eccolo lì, tiro che Checchetto addomestica, anche Cocco addomestica la pallina, si mette in proprio, finisce in buca d'angolo, trova bene comunque Ale Refosco. Ultimi 220 secondi di match qui alla Palalido. Se la alza bene Mattia Cocco, però trova pronta la difesa di Tiene, allora Pippo Ballardin a sportellate con Alessio Busato. Ancora luce rossa sul totem di Valdagno, insomma ad un fallo dalla concessione del bonus. Conzato per Marco Ardit, Marco insomma giocatore che è un lusso per la A2, eccolo lì, l'abbiamo chiamato, 10° fallo, vediamo chi sarà l'incaricato a battere questa punizione di prima. Tutti gli indizi portano a Marco Ardit, Marco che in campionato è al secondo tentativo dai tiri più distanti, ne aveva segnato già uno con il Montecchio Precalcino nella sfortunata gara del Parevaccari, dove il Tiene perse il derbissimo per 4-2. Marco siglò il provvisorio pareggio. Allora Ardit contro Giulio Checchetto, tutto pronto, si aspetta solo il fischio di Marcolin. Silenzio che scende come è giusto che sia qui al Palalido, fischio dell'arbitro. Marco Ardit, gancio contro gancio e gol di Marco Ardit per il 4-1 per Tiene, doppietta personale del talento tienese qui alla Palalido. Luca a 3 minuti, vediamo ora anche con il replay, bravo Marco proprio a nascondere la pallina, insomma Giulio era già a terra, non ha fatto altro che l'unica cosa che ha potuto è quella di raccogliere in fondo al sacco, perché Marco è stato proprio bravo a fare un movimento secco di rientro e riportarsi la pallina per poterla dopo depositare. Allora sempre Marco Ardit a recuperare la pallina. Luca, insomma abbiamo visto dei piccoli grandi miracoli sportivi nell'hockey, soprattutto quando mancano quasi neanche 3 minuti al tramonto della partita. Questo gol può essere, insomma, può segnare il de profundis per Valdagno, o secondo te c'è ancora vita per la formazione di Dario Rigo? Beh, Tiene cercava ancora da qualche minuto, cercava il gol della chiusura di partita, è arrivato il 10° fallo, l'ha sfruttato, come dicevamo prima, bisogna essere cinici e sfruttare le occasioni, l'ha fatto, ha steso il portiere e ancora 2 minuti. Ti sento sospirare ovviamente, insomma.
È chiaro, siamo ospiti qui alla Palalido con Alessio Busato, però una difesa aggressivissima da parte di Tiene che fa vedere un po' anche il carattere del suo allenatore Retis, che sta osservando a braccia conserte il match. Ormai la sua squadra sembra abbia già determinati automatismi con una difesa, l'avevamo detto in pre-match, no, Luca, con Tiene che ama difendere molto alta, non dare spazi di impostazione alla formazione avversaria, e dopo quando ha la possibilità di mordere lo fa magari cercando di sfruttare anche il cronometro, come penso farà da qua alla fine della partita. Sì, diciamo che il Tiene adesso sicuramente gestirà la pallina fino all'ultimo secondo e magari farà lo sprint finale per tentare la rete. Allora, Pippo Ballardin per Marco Ardit, però c'è proprio Nizzaro che rovina il passaggio. Mattia Cocco per Re Fosco, la pallina resta lì in qualche modo. Pippo Ballardin la allontana nella terra di nessuno, deve recuperarla Mattia Cocco, che se la deve vedere prima con Andrea Zanini, poi con Marco Ardit, che con un gioco di prestigio voleva depositare la pallina con un gioco di sottogamba. Chiedo anche a Leonardo se avevi visto qualcosa di strano, perché mi è sembrato che Marco Ardit fosse andato proprio più vicino al palo e poi con un gioco di sottogamba al volo, se non sbaglio, voleva portarsi a casa il gol del Cigo. Sarebbe stata una giocata ad altri tempi questa, Luca. Vediamo, eccola lì proprio, esatto, con il replay, sì. Vabbè, tant'è, comunque è già iniziato l'ultimo giro di lancette qui alla Palalido con il Tiene comodamente in avanti. Vediamo ora, mette la mano in tasca Marcolin e un cartellino rosso per Andrea Zanini. Cartellino rosso per Andrea Zanini. Ora a questo punto bisogna chiedere a Roberto Bauce di mettere un po' di plutonio nella macchina, di andare indietro nel tempo, perché ci siamo persi quello che è successo. Insomma, vorrei un attimo togliere anche le cuffie, perché dal vivo qui riusciamo a sentircene di ogni, Luca. Sì, anche io non ho visto il motivo del cartellino rosso. Non so, Roberto, se riusciamo ad andare indietro di qualche minuto per capire se magari c'è stato qualche non so, episodio a gioco fermo, non so, perché la partita sembrava tutto tranne che cattiva, nonostante insomma i 16 falli di squadra, le formazioni comunque se sono date di santa ragione, però nell'ambito della correttezza sportiva. Non capisco questo cartellino rosso. Allora, mettiamo il condizionale, no? Sembrerebbe che ci sia stato insomma un battibecco, qualcosina di poco ortodosso che è uscito dalla bocca di Andrea Zanini, però insomma all'indirizzo dell'arbitro. Adesso, come mi è stata detta, così la riferisco, insomma relata refero. Vabbè, ultimi 40 secondi e poi solo storia questa. Poi Sport Valdagno Tiene, altro fallo di squadra, andiamo a quota 12 per i padroni di casa, 4-1 per gli ospiti, Ale Conzato. Insomma, ricordiamo il cartellino rosso per Andrea Zanini, quindi Tiene se la giocherà in 3 in questi ultimi 38 secondi, in power play come dicono quelli bravi Valdagno, però penso non ci sia più tempo per poter raddrizzare una gara che quello che doveva dire l'ha detta. Ultimi 26 secondi di accademia Marco Ardit che vede Ale Conzato, e poi attenzione, altro fallo di squadra. Questo è il 13° fallo di squadra a carico dei ragazzi di Dario Rigo. Qua insomma masterclass tienese su come si gestisce una pallina in inferiorità numerica, Luca. Sì, esatto, inferiorità numerica, ma la stanno gestendo molto bene e ormai 18 secondi alla fine. Sì, ormai le jeux sont faits, come direbbero da qualche parte. I giochi sono fatti. Sì, con Pippo Ballardin che però deve concedere l'ultimo possesso a Valdagno. Mattia Cocco per Alere Fosco. Alessio Busato ancora Alere Fosco, vediamo se negli ultimi 3 secondi ci sarà anche il tiro per Valdagno. Forse non si sono accorti che è finita la partita, game over qui alla Palalido. Calano
i titoli di coda per questa Waysport Valdagno Hockey Tiene. Si impongono gli ospiti per 4-1 in virtù della doppietta di Marco Ardite, i gol di Pietro Luoti ed Andrea Zanini. Poi per i padroni di casa provvisorio pareggio di Luca Di Qui Giovanni, insomma da ricordare anche questo cartellino rosso ai danni di Andrea Zanini. Ultima Polaroid di giornata, Luca, vittoria meritata, poteva fare qualcosa di più Valdagno, ti chiedo? Vittoria, sì, vittoria del Tiene, vittoria Valdagno ne paga le conseguenze di qualche errore di troppo, e come dicevo prima il Tiene ha più esperienza in campo e si è vista soprattutto a livello di testa. Allora io direi che possiamo anche chiudere qui con musica natalizia che sta andando qui sull'impianto in filodiffusione del Palalido. Ovviamente vorrei rappresentare a tutti voi che ci state ascoltando da casa gli auguri di un sereno Natale, di un bellissimo 2026. Luca, c'è bisogno di tanto sport, di tanta passione, di tanta felicità, di tanta serenità, di tanta pace, no? Esatto, diciamo che lo sport è un'ottima portabandiera di tutto questo e bisogna sostenerlo in tutte le sue sfaccettature. Allora, la prossima partita che vedrà le due formazioni che oggi si sono incontrate avverrà proprio il giorno dell'Epifania. Da una parte la Waysport Valdagno che farà visita al Telemedical Sandrigo lì al Palasport, mentre il Tiene dovrà vedersela pochi chilometri più in giù qui alla Palladanate contro l'Hockey Trissino. Allora, a me non resta altro che ringraziare innanzitutto Domenico Tomba, che lo vediamo qui appostato dietro di noi come un avvoltoio perché ci ha concesso la possibilità di fare questa diretta. Luca, ti abbiamo rubato la tribuna. Ringraziamo ovviamente anche Leonardo Zordan al tabellone virtuale, ringraziamo Roberto Bauce alla produzione audio video e Luca, io ringrazio tantissimo te per avermi accompagnato questa sera. Allora direi è tutto qui dal Palalido e alla prossima. Buona serata a tutti. Grazie Nicola, buona serata.